3 donne, mamma, nonna e bisnonna e 3 bambini e ragazze. Arriva da Kiev questa famiglia scappata dall'Ucraina martedì e approdata a Padova dopo un viaggio in auto e bus dalla Romania. Non si fermeranno in città. È il primo gruppo familiare assistito dall'ambulanza che da poche ore è ferma nel piazzale della stazione di Padova, come ci racconta il volontario della Croce Verde Alfredo Drago. Il primo gruppetto, prima è venuto un singolo separatamente, questo gruppetto è commovente. Da quello che abbiamo capito sono 4 generazioni, bimbi, nonna, mamma, eccetera. Sono di passaggio qui, devono andare a Bergamo e quindi noi abbiamo risposto come Croce Verde la risposta alla richiesta dell'USL tramite la prefettura per creare questo punto perché possano avere il tampone e quindi poter viaggiare comodamente. Li aiuteremo poi anche a fare biglietti per quello che possiamo. È il volto di una città accogliente quello che conforta questa famiglia. Il bambino piange quando gli fanno il tampone. Persone informate, consapevoli. Sapevano di questa cosa, quindi hanno aderito volentieri a questo fatto di avere questa certificazione che evidentemente gli permette di potersi muovere comodamente per quello che si può. Da Padova sono diretti a Bergamo, dove li attendono dei familiari, i primi a essere accolti dai sanitari della Croce Verde dell'ULSS di Padova, come spiega il direttore generale Paolo Fortuna. Operativa durante la giornata, quindi 8-20 e 7 giorni su 7, la stiamo organizzando appunto per far sì che questa rimanga. Vedremo dopo se l'allocazione sarà appunto questa o all'interno anche della stazione. Qui ci sarà un infermiere e un medico USCA per i referti, aggiunge il direttore Fortuna, ma soprattutto volti accoglienti che potranno dare le prime indicazioni. Intanto continuano i confronti a vari livelli. Se l'accoglienza adesso riguarda piccoli gruppi, ci si prepara anche per un maggior numero di persone. Grande attenzione anche verso i bambini, che noi vogliamo, come dire, il prima possibile collocare anche nelle strutture sia scolastiche che sportive, quindi anche con i miei colleghi stiamo lavorando in questo senso perché insomma si possa anche dare non solo un tetto o quello che serve, ma anche rimetterli in un tessuto sociale. I primi posti sarebbero già pronti nelle scuole dell'Istituto Comprensivo quinto e settimo della città, ma dalla prossima settimana si riunirà un tavolo per sostenere i piccoli ucraini in fuga dalla guerra, bambine e bambini, ragazzi e donne che la paura e la disperazione le stanno toccando con mano, racconta Alfredo Drago. Vedi negli occhi tante cose dietro, non è facile, però possiamo farlo e lo facciamo.